Entra nel vivo il processo a carico di 10 autisti della tua azienda che si occupa del trasporto urbano ad Agrigento, a cui vengono contestati reati di truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio. Ieri mattina davanti il giudice Agata Genna la parola è passata agli avvocati della difesa che hanno ribadito come la relazione dell'investigatore privato assunto dall'azienda sia inutilizzabile perché priva delle necessarie autorizzazioni della prefettura. Inoltre la difesa ha rimarcato la genericità dei capi di imputazione, non consentendo così una difesa adeguata. I fatti contestati dalla Procura Agrigentina risalgono agli anni 2016-2017 e scaturiscono dalla denuncia dell'azienda stessa che con l'aiuto di un investigatore privato comincia a fare indagini sui propri dipendenti, presentando poi un dossier al Palazzo di Giustizia. Secondo gli accusa, gli autisti degli autobus avrebbero venduto biglietti acquistandoli solamente presso le rivendite a bordo dei mezzi e non registrandoli poi nell'apposita distinta giornaliera di rivendita. A 3 dei 10 indagati viene anche contestata l'ipotesi di interruzione di servizio pubblico perché durante il proprio turno di servizio avrebbero sostato al di fuori del percorso consentito per circa 20 minuti, causando una modifica di alcune fermate. Per gli stessi fatti è in corso da circa 2 anni un procedimento davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento che ha annullato tutti i provvedimenti di licenziamento che erano stati posti dall'azienda reintegrando i dipendenti al lavoro.